Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Edoardo Mattiola, prima partita da titolare, peccato però che non sia stata baciata da una vittoria. Sì, comunque una grande emozione essere qui, devo ringraziare la società che mi ha dato fiducia, peccato per il risultato, poteva andare sicuramente meglio, ci siamo un po' fregati il primo tempo forse, però una gran prestazione, loro una grande squadra, quindi niente da dire, vedremo il mister cosa ci dirà in settimana. Infatti, senza nulla togliere logicamente allo Sporting Altamarca, però è stata un po' una partita da due volti, sei d'accordo? Sì, assolutamente, loro tanto forti il primo tempo, noi forse sottotono come dicevo prima, il secondo tempo ci siamo un attimo svegliati e abbiamo fatto vedere chi siamo veramente, chi possiamo essere. Ecco, parlaci un po' di te, dicevamo la tua prima partita da titolare, ecco, come ti sei trovato a prescindere questo dal risultato e dalle emozioni? Molto bene, ero carichissimo tra l'altro contro la mia ex squadra, quindi è un'emozione ancora più forte, avevo voglia di dimostrare a me stesso, agli altri e soprattutto alla società che ha creduto in me a inizio anno e volevo ritornare un qualcosina anche a loro. Ecco, come puoi descrivere il gruppo del Città di Mestre? È un bellissimo gruppo, siamo ragazzi abbastanza uniti, ci troviamo bene, facciamo belli allenamenti, siamo un bel gruppo, anche dentro lo spogliatoio, quindi bene, anche sotto questo punto di vista. Ci parli un po' del tuo percorso sportivo, come ti sei formato, dove sei cresciuto? Io sono nato alla DBS Miane, poi sono passato allo Sporting Altamarca per tantissimi anni e mi hanno portato loro in prima squadra e anche lì sono rimasto fino alla 2, poi ho fatto un'altra metà anno alla DBS in C1, l'anno scorso in C1 al Marco Polo e quest'anno sono qui a cercare qualche stimolo più importante, ecco. È ancora presto per fare bilancio, però ti sarai fatto un po' un'idea di questo campionato. Che cosa ci puoi dire? Quali saranno, diciamo, le squadre papabili per fare grandi risultati? Oddio, domanda delicata questa, mi sembra comunque un campionato abbastanza equilibrato a parte qualche squadra, quindi secondo me si giocherà tutto in pochi punti e sulle ultime partite.